Cure intermedie e personalizzate inaugurata all'ospedale di Adria l'unità riabilitativa territoriale, una struttura per le cure intermedie dedicata a pazienti che sono stabilizzati dal punto di vista clinico, che richiedono un'assistenza residenziale con percorsi riabilitativi. Si tratta di 14 posti di unità riabilitativa territoriale, che sono le cosiddette strutture intermedie, che il Veneto aveva pensato molto tempo fa nel piano sociosanitario 2012-2018 e poi nelle schede ospedaliere 2019, che sono quei reparti di collegamento post degenza acuta. La persona non rientra subito al proprio domicilio, deve essere assistita, in questo caso c'è anche un recupero funzionale che può essere ortopedico, cardiologico, e quindi ci sono questi reparti dedicati in cui fa un'attività di un certo tipo e poi può permettere quindi questo il rientro al domicilio, quindi anche attrezzare il domicilio se si tratta di disabilità o quant'altro, oppure accedere a una struttura protetta del territorio. L'assistenza all'interno della struttura è garantita da un'equipe composta da medici, fisiatri, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, logopedisti. L'attivazione dell'URT rappresenta un ulteriore passo avanti per la sanità territoriale. Ulteriore tassello, un ulteriore passo, come diciamo noi, verso il completamento di quella che è la programmazione avuto-regionale. Con l'attivazione di questa unità operativa territoriale, infatti, andiamo a completare la programmazione del 2019, andiamo a completare soprattutto l'offerta per quanto riguarda le strutture intermedie, in quanto l'unità riabilitativa territoriale si aggiunge all'hospice già esistente e all'ospedale di comunità già esistenti. Unità riabilitativa che svolge un'importante funzione di raccordo tra ospedale e territorio in percorsi di continuità assistenziale. È un servizio molto importante per il cittadino, è un servizio intermedio, spesso trascurato ma importantissimo, che dà sollievo alle famiglie che ne hanno necessità.